Domenica dalle 7 alle 23, giorno unico per le elezioni 2022, ai seggi per eleggere 978 sindaci in Italia, 18 in provincia di Padova e poi contemporaneamente i 5 referendum sulla giustizia che hanno avuto il via libera dalla Corte Costituzionale. Per accedere alle urne e votare poi è raccomandata, anche se non obbligatoria, la mascherina. 22 i capoluoghi di provincia al voto, tra cui Padova, e tra i 18 comuni padovani 3 potrebbero andare al ballottaggio tra 15 giorni. Padova naturalmente, ma anche Abano Terme e Vigonza, perché hanno più di 15.000 abitanti. Padova conta 9 candidati sindaco e 726 candidati per il Consiglio Comunale, divisi in 24 liste. I cittadini chiamati al voto nel capoluogo saranno 165.107, 10.000 donne in più rispetto agli uomini. Ad Abano Terme e Vigonza invece 3 candidati sindaco in ciascun comune. Bisognerà vedere poi quanti effettivamente arriveranno alle urne. Una novità per i comuni più piccoli, quelli al di sotto dei 15.000 abitanti. Se c'è una sola lista sarà sufficiente che chi va a votare non sia meno del 40% di chi ha diritto. In pratica è stato fissato un quorum più basso perché l'elezione sia valida. Quanto ai risultati, appena chiuse le urne si farà lo spoglio dei referendum e solo dopo toccherà alle amministrative, ovvero ai comuni. I primi risultati sui sindaci, insomma, dovrebbero arrivare a metà della giornata di lunedì.